Rieccoci, primo su Interpares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, vedete già il titolo, una Paralimpiadi indimenticabile, e chi non potevamo avere, lo ringraziamo, il presidente dei Paralimpici, del Paralimpici Italiani, del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, che lo ringraziamo in collegamento. Buonasera Presidente, grazie prima di tutto di essere con noi. È un piacere, buonasera a voi e saluto tutti i ragazzi e ragazze presenti, compresa la Fornasiere e Ruggero naturalmente. Lei pensi che l'ho vista la settimana scorsa a Trento, sono passato vicino a lei ma era impegnato in una chiacchierata in pieno centro a Trento alla festa dello sport, volevo venire a salutare perché io non la conoscevo, lei non mi conosceva, però poi ho visto che era impegnato, non l'ho fatto, però l'ho visto e quindi era per ricordare che era sempre lì presente per lo sport, per questo sport che quest'anno ha dato molte soddisfazioni, Presidente. 69 medaglie, un successo storico, mai avuto, e avete fatto un lavoro stratosferico. Allora, io comincerei già prima delle 69 medaglie, perché già la delegazione rappresentava di per sé un risultato straordinario dal punto di vista storico, perché avevamo la più grande delegazione di tutti i tempi, una delegazione colorata di rose perché il numero delle atlete per la prima volta ha superato quella degli atleti, una delegazione dove 69 atleti erano esordienti, quindi alla loro prima esperienza con un grande appuntamento come quello paralimpico, e un'età media che si era abbassata da Rio de Janeiro di ben 3 anni e mezzo circa, che è insomma un dato importante. Accanto a questo poi ci sono state le 69 straordinarie medaglie, merito di un lavoro che diciamo è partito tanti anni fa, grazie al lavoro delle federazioni sportive, delle associazioni sportive di base, sentivo ricordarlo prima, che svolgono un ruolo fondamentale, dei corpi dello Stato, del gruppo paralimpico, della difesa, insomma un grande lavoro di equipe che ha portato a 69 medaglie, però consentitemi di dire che lo sport azzurro ne ha portate ben 109, unitamente a quelle dei colleghi olimpici, perché è lo sport italiano che ha colorato di azzurro una splendida estate, cominciando con gli europei di calcio, passando con le Olimpiadi, poi le Paralimpiadi, è proseguito e sta proseguendo con gli europei di pallavolo femminile e maschile, con i risultati del volley maschile e femminile degli atleti sordi. Quindi insomma una grande estate con i Trison Games, i nostri ragazzi down che hanno conquistato ben 5 medaglie ai loro Trison Games, insomma credo che lo sport italiano stia facendo parlare di sé e fortunatamente con grandissimi successi. Senta Presidente, lei è Presidente del CIP dal 2005, se non sbaglio mi corregga, credo di non sbagliare. Cos'è cambiato dal 2005 al 2021 per quanto riguarda questi atleti? Ma guardate, allora, io credo che per gli atleti sia cambiato tantissimo, ma sia cambiato tantissimo anche per il Paese. Cioè, forse questa domanda la dovrei girare io a voi anche nel mondo della comunicazione, perché se qualcuno lo ha notato, noi nel 2005 non esistevamo, se non forse su qualche pezzo di carta, in qualche passaggio burocratico, eravamo all'epoca, nei primi anni del 2000, una delle 45 federazioni del CONI. Intraprendemmo con grande coraggio una strada. Allora Presidente, posso dire che è stato merito anche suo, anzi parecchio merito suo, perché... Guardate, io non amo prendermi meriti. No, gliele do io. La ringrazio, le voglio bene, ma il merito non è mai di una singola persona, il merito è di una squadra. Probabilmente io il merito, pensi, lo do a tutti quelli che all'epoca mi diedero retta a questo pazzo visionario che parla nel proporgli una strada che poteva apparire una follia, uscire dal CONI, intraprendere un percorso al quale noi tutti abbiamo attribuito una valenza sotto il profilo della dignità sportiva, e così è stato. Quando ipotizzavamo di poter arrivare a essere un CONI, tra virgolette, parallelo, oggi orgogliosamente un Comitato Italiano Paralimpico, perché guardate, io sono fiero di essere non soltanto un ex atleta paralimpico, ma fiero di appartenere al mondo paralimpico, che ha una sua declinazione dello sport che è diversa da quello olimpico, che naturalmente condivide col mondo olimpico lo strumento dello sport, ma poi si arricchisce, no, di tante cose in più, come il mondo olimpico naturalmente ha la declinazione di tanti valori che condividiamo e che fanno dello sport, in questo caso di tutto lo sport, una cosa grandissima.
ma dal 2005 è cambiato tutto, siete cambiati pure voi uomini e donne della comunicazione, lo avete visto con Tokyo, ma non è che qualcuno si sia folgorato sulla via di Damasco e abbia all'improvviso scoperto il mondo paralimpico. C'è un lavoro straordinario che è stato fatto in questi 15 anni e che ha portato a questo, ha portato le prime pagine di testate importanti dei nostri giornali, dal Corriere della Sera, la Stampa, la Repubblica, a aprire in prima pagina quei risultati dei nostri paralimpici, ha portato la rete RAI a coprire le gesta dei nostri atleti come mai era stato fatto, ad aprire nelle anticipazioni del telegiornale della rete ammiraglia della RAI con le anticipazioni dei risultati dei nostri atleti. Beh, se qualcuno pensa che questo è avvenuto per caso, sbaglia, non è, ai miracoli io non ci credo, c'è stato tanto lavoro ed è cambiata anche soprattutto la considerazione dei nostri atleti, quella considerazione che non abbiamo avuto né io né Ruggero e forse per la quale ci siamo trovati uniti a combattere. Io ho sempre detto che uno degli obiettivi principali della nostra azione negli ultimi 15 anni era quello di regalare dignità al movimento e soprattutto agli atleti. Io credo che oggi questa dignità gli atleti se la siano conquistata sul campo, ma naturalmente è il lavoro di tutto un meccanismo che, peraltro vi dico, ha portato l'Italia ad essere uno dei paesi più studiati al mondo, perché all'estero non riescono a capire come sia stato possibile il miracolo italiano, sia sotto il profilo organizzativo che logistico, ma anche dell'importanza che noi abbiamo e della riconoscibilità. Tutto giusto, però aggiungo ci vogliono anche dei bravi condottieri. Lei, Ruggero Vinnai, io conosco Ruggero Vinnai da molti anni, l'ho detto all'inizio della trasmissione, siete dei grandi condottieri che hanno portato questi atleti a diventare, come ha detto lei, famosi nelle Rai 1, Rai 2, nelle varie trasmissioni, con la comunicazione ha dato uno spazio che prima non dava. Senta Presidente, la domanda gliela faccio, lo sport in Italia, lei poi è vissuto e vive vicino ovviamente a Roma con il CONI, con i maggiori protagonisti della politica italiana. Lo sport è un attimino messo sempre lì nell'angolo, parlo a tutti i livelli, cioè in Italia si considerano tante altre priorità, come giusto sia, e lo sport viene messo per ultimo, dove nello sport crescono giovani, si può dare una strada ben precisa ovviamente alla nostra gioventù. Ecco, perché la politica non dà più sotto un profilo sia anche economico o più sostanza allo sport italiano, quello paraolimpico e anche quello normale? Allora io credo, non vorrei dimenticarmi adesso mezzo arco parlamentare, ma io credo che sostanzialmente nel nostro paese manchi, e questa non vuole essere come dire la retorica dell'ultima ora, una cultura sportiva, ma mi spiego meglio perché questo lo diciamo tutti e spesso nella vuota retorica per l'appunto dei convegni si è soliti dirlo. Manca cultura sportiva in che senso? Non si ha la consapevolezza dell'importanza dello sport come pezzo di politica pubblica per aiutare questo paese a cambiare e crescere. Lo sport è anche cultura, lo sport è sicuramente uno strumento per cambiare la cultura del paese. Guardate quello che noi stiamo facendo col movimento paralimpico, ma secondo voi tutte queste cose delle quali parlavamo, dai telegiornali alla stampa, gli atleti che oggi vengono chiamati in lungo e largo per il paese, il grande risultato dei primi arruolamenti, assunzioni che avremo con i bandi dal 1 gennaio 2022 nei corpi dello Stato e nel gruppo paralimpico della difesa, ma secondo voi è soltanto un risultato che serve al nostro mondo o qualcosa che sta cambiando silenziosamente il paese? Io credo che proporre un'immagine della disabilità in maniera diversa grazie allo sport significhi cambiare un paese. Ecco, noi non abbiamo nel nostro paese la consapevolezza di quanto lo sport sia importante nella vita delle persone, ma tutte, in questo senso dico, non solo disabili, quanto lo sport sia importante nei percorsi di crescita e di formazione dei nostri giovani, se no non staremo ancora a discutere di quante ore nella scuola per i nostri figli e i bambini di questo paese. Non staremo a discutere perché non ne discutiamo di quanto lo sport può essere importante nel creare quella seconda gamba, no, di un sistema di welfare che si affianca a un sistema di welfare tradizionale, che io definisco di welfare attivo, dove si utilizza lo sport per migliorare le condizioni di vita, la qualità della vita delle persone, a partire dalle persone anziane, a partire dalle persone disabili, a partire dalle persone che grazie allo sport si ammalerebbero di meno e si rivolgerebbero di meno al servizio
sociosanitario, quindi manca una visione d'insieme, quella visione d'insieme che hanno i paesi anglosassoni. E quindi? È tutto giusto, sono Quindi bisogna d'accordo. impegnarsi. E Quindi bisogna impegnarsi, noi facciamo gli uomini, le donne di sport, nel senso che noi siamo il mondo sportivo e tentiamo, come dire, di essere virtuosamente contagiosi anche nel mondo della politica. Qualcosa si sta vedendo, che sta cambiando, ma io credo che ancora tanti passi in avanti dobbiamo fare. Guardate che il Comitato Paralimpico, con un pizzico di orgoglio, non voglio dire di presunzione, vuole essere un esempio di buona prassi, perché noi siamo l'unico elemento sportivo che in questo paese ha saputo dialogare e sa dialogare con il mondo della sanità. Noi i nostri tecnici, come ricordavano negli atleti e come ricordava la Fornasiero, abbiamo rapporti con almeno la maggior parte delle aziende sanitarie dalle quali dipendono grandi e importanti centri di riabilitazione nel nostro paese, e noi abbiamo mandato e mandiamo i nostri tecnici, facciamo dialogare il mondo dello sport con il mondo della riabilitazione. Molte persone hanno scoperto il loro diritto sacrosanto allo sport dentro un'unità spinale o un centro di riabilitazione, e questa non è rivoluzione culturale. Quindi io rivendico orgogliosamente e con pizzico di presunzione che stiamo dimostrando un esempio di buona prassi nel paese. Senta, non dovrebbe essere importante, però 69 medaglie pesano, e come pesano. Questo vuol dire che ovviamente chi di dovere metterà più attenzione di fronte a questi disabili e darà loro più mezzi per poter lavorare meglio, secondo lei? Oppure indipendentemente dalle medaglie questo è un processo che avverrà lentamente, però comunque avverrà? Allora, le medaglie sicuramente hanno un peso, perché poi anch'io vengo dal mondo agonistico, quindi gli attribuisco un peso a prescindere. Sono convinto che questa volta qualcosa veramente lascerà il segno e lascerà il segno, perché voi potete immaginare, io dal 6 settembre che sono rientrato da Tokyo non mi sono fermato ancora un attimo, anche nelle interlocuzioni con il governo, in particolar modo con il sottosegretario Vezzali, che è stata con noi ben 5 giorni a Tokyo e ha compreso naturalmente molto di più di quanto naturalmente una grande campionessa del passato come lei già conoscesse il mondo dello sport paralimpico, ma ha toccato con mano quello che effettivamente significa il livello tecnico agonistico che si è raggiunto. Naturalmente il livello tecnico agonistico rappresenta la punta dell'iceberg. Io devo pensare a un movimento che ne allarghi, come dire, la base dell'iceberg, perché il mio risultato, il mio intendo come CIP, come squadra del CIP, è quello di allargare la base dei praticanti, fare in modo che il diritto allo sport sia un diritto esigibile per le persone disabili di questo paese e che non si interrompano i sogni di tanti giovani ragazzi perché una palestra è inaccessibile, in una piscina non ci sia un tecnico di nuoto preparato ad accogliere la domanda di offerta sportiva o tanti altri problemi. Io credo che le 69 medaglie rappresentino un risultato importante e su quelle naturalmente noi costruiamo sempre di più un rapporto di attenzionamento da parte delle nostre istituzioni che già sono adeguatamente sensibilizzate. Però ci sono anche altri risultati che dobbiamo, guardate, noi, Ruggero se lo ricorderà, ho parlato all'inizio degli anni 2000 di un puzzle che dovevamo costruire e dei quali pezzi, molti, come quando si costruisce un puzzle, non sappiamo il significato del pezzetto che mettiamo, no? E chiesi all'epoca all'Assemblea di Società, non vi dico di affidarvi, ma affidatevi. Il puzzle è quasi completato. Mancano però dei risultati per i quali abbiamo bisogno della politica. Uno fra tutti, la possibilità che i giovani ragazzi che si vogliono avvicinare allo sport abbiano degli ausili erogabili con oneri che non siano, e spesso non sono, possono essere sostenuti dalle famiglie. Non tutti hanno famiglie, vivono in famiglie danarose, anzi la maggior parte non ha possibilità economiche, e il papà che vuole comprare un handbike al bimbo di 10 anni perché vuole imitare il grande Alex Zanardio, i nostri grandi campioni, anzi Alex, un pensiero va sempre a Alex, e i nostri grandi campioni, non gli può comprare un handbike che purtroppo costa. Allora in un paese normale io credo che, se è vero tutto quello che è vero e che i politici dicono, nel quale credere, l'importanza dello sport, il paralimpismo e il benessere, si trovi anche il modo per disegnare una roadmap che possa arrivare a questo. Naturalmente io mi rendo conto che poi bisogna sempre fare i conti con le regole del bilancio e la sostenibilità economica delle azioni, ma noi stiamo dimostrando
che è possibile farlo. Partirà a breve un secondo bando di 2,5 milioni per ausili a chi si vuole avvicinare allo sport, e questo spesso ha dato a tanti ragazzi la possibilità di uscire di casa e di riscoprire, grazie allo sport, che la vita è bella e che comunque vale la pena di essere vissuta anche quando ti succedono cose gravi. Lo sport significa anche questo. Certo, ci associamo ovviamente al pensiero di Alex Zanardi, perché tra l'altro lei pensi è venuto a trovarci diverse volte in questi studi, quindi è padovano, vive a Padova, lo conosciamo benissimo, tutta la sua famiglia, quindi ovviamente ci associamo e speriamo che ritorni al più presto. Senta, un'ultima domanda: ho visto il suo curriculum, è pieno di onorificenze, è stato ufficiale al merito della Repubblica Italiana, commendatore, grande ufficiale, ha vinto 4 medaglie d'oro, la stella d'oro al merito, il collare d'oro, tantissime, dunque le faccio i complimenti. Però una mi interessa chiedere: è stato anche commissario straordinario della Federazione Italiana Gioco Calcio in un brutto periodo. Quella non è una medaglia. No, appunto, ho detto, ho fatto... Quella è stata, a Roma sì, c'è stata una rogna. Però no, Presidente, appunto ha capito che prima l'ho indorato con tutte le medaglie e poi sono andato nella... Cosa ne pensa del calcio italiano? Le faccio questa domanda perché noi facciamo trasmissione sullo sport e credo, addirittura vado proprio nel banale, che certi ingaggi economici di certi giocatori li trovo sproporzionati e ingiusti di fronte a questi atleti. Ecco, lei ci ha lavorato, è stato in mezzo in una rogna, definiamola così. Come definisce quella rogna di quel periodo e come definisce il calcio? Ma guardate, allora quel periodo lo definisco un periodo estremamente complicato e complesso, perché è capitato di tutto e di più, dalla calciopoli dalla quale bisognava uscire fuori, dalla modifica della riforma dello statuto per eliminare il famoso diritto di veto, insomma, per chi è avvezzo a questi temi sa di che cosa parlo, fino ahimè alla cosa più brutta che mai mi sarei immaginato di dover vivere nella vita, che è stata la morte dell'ispettore Raciti durante degli scontri a Catania. Quindi è stato un periodo particolarmente complesso, ma è un periodo nel quale io però ho conosciuto molto bene il mondo del calcio, e vi dico che il mondo del calcio, non me ne vogliano tutte le altre discipline, io stesso vengo da una disciplina ancora prima dell'incidente, il pentatlon moderno, poi il nuoto paralimpico, che sono considerate, diciamo, differentemente dal grande mondo del calcio, ma il mondo del calcio è imparagonabile a qualsiasi altra disciplina, per quello che rappresenta sotto il profilo di quello che produce anche un pezzettino del prodotto interno lordo del paese, che poi va ad aiutare tutto il sistema sportivo paese, perché poi le risorse provengono anche da quello, dalle scommesse, da tutto quello che gira intorno al calcio, e naturalmente poi lo vedete da soli, cioè voi se chiudete una piscina forse trovate qualcuno che si lamenta, gli stessi frequentatori della piscina. Se voi bloccate uno stadio o fermate per un attimo il sistema calcio italiano, vi ritrovate con le piazze forse piene e una quantità di interrogazioni parlamentari del mondo della politica, di destra, di sinistra, perché il mondo del calcio è questo, ma non va assolutamente, come dire, io non sono di quelli che denigra il mondo del calcio. Il mondo del calcio ha un altro sistema. Il mondo del calcio però non è soltanto la grande Serie A dove si hanno quegli ingaggi cui faceva riferimento. Il mondo del calcio è fatto anche dei milioni di praticanti nei campetti di periferia, nelle serie minori, in quella del settore giovanile scolastico. Il mondo del calcio è qualcosa di molto complesso, non può essere banalizzato con il riferimento alla punta dell'iceberg. Il grande calcio, quello della Serie A, aggiungo anche della Serie B, ma non è rappresentativo di tutto il mondo del calcio, è quello più visibile, è quello che ci appassiona, ma è quello, voi lo avete visto, che ci porta agli europei di calcio grazie alla nazionale straordinariamente condotta da Mancini, che insomma porta poi le piazze d'Italia a riempirsi con le bandiere tricolore. Il calcio è questo, quindi bisogna ricordarsene sempre, anche quando qualcuno magari è spinto da atteggiamenti critici nei confronti del mondo del calcio. Che poi il mondo del calcio abbia dei problemi, soprattutto in questo momento, perché in epoca post-Covid naturalmente hanno pagato un duro prezzo tutte le associazioni sportive di base naturalmente, ma lo hanno pagato anche tutte quelle associazioni che gestiscono impianti natatori, altri impianti che sono stati chiusi e come tali erano anche loro come dire, produttori di lavoro e di pezzo di economia del paese. Voi immaginate anche le società di calcio, quello che hanno pagato, che è tutto esponenziale. Quindi insomma io credo che
bisogna avere equilibrio nei giudizi e avere anche capacità di far sistema per governare un sistema. Presidente, prima di congedarlo, di ringraziare per la sua disponibilità, devo chiedere un piacere, però me lo deve fare questo piacere. E le spiego perché. C'è Ruggero Vinnai che è un giocatore di bocce, ultimamente non vince più e arriva sempre secondo ed è un po' amareggiato. Bisognerebbe, quando lei lo sente, che lo tiri su di morale, perché ha il morale giù perché non vince più. Sì. Ruggero non l'ho mai sentito giù di morale. Diciamo che lei prima ci stava dicendo che noi siamo il passato, ci sta quasi prepensionando, ma io non mi metterò a giocare a bocce, probabilmente avrò molto più piacere a riuscire ad avere il tempo di rientrare in acqua, però diciamo che sia per lui stiamo studiando quello che avverrà nell'epoca della pensione, perché insomma a questo mondo dello sport credo che insomma ci siamo appassionatamente avvicinati in tempi nei quali vi assicuro, poi Ruggero ancora prima di me, ma insomma quello che i ragazzi nostri ai quali abbiamo dato in questi 20 anni non immaginano nemmeno quello che abbiamo vissuto noi, per cui per noi è un onore e un orgoglio, ma nello stesso tempo vorremmo riposarci pure noi a un certo punto. Assolutamente, sì, volevo chiudere con una battuta. Però se lui gioca a bocce con me lo faccio vincere. Perfetto, ecco, grazie, ecco, volevo questo. Grazie Presidente Pancalli, buon lavoro. Grazie a voi dell'invito. Grazie. Bene, andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.